L'infiltrazione della criminalità organizzata in Veneto è stata al centro di un'intensa 2 giorni della Commissione Antimafia, prima a Verona, quindi a Venezia, dove sono intervenuti tra gli altri il prefetto, questore, i procuratori generali presso la Corte d'Appello e il Tribunale e i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Che la situazione sia grave lo confermano le ultime inchieste che in regione avevano portato ad oltre 100 arresti in un mese. A Venezia dove sono i punti critici? A Venezia sicuramente l'indagine di Eraclea, che però oltre a quello che è già emerso, adesso è importante aprire un faro anche sul resto del litorale. Penso ad esempio a Caorle, dove in vari punti dell'ordinanza emessa dal Tribunale ci sono collegamenti tra i clan dei Casalesi di Eraclea e le famiglie dell''ndrangheta che da tempo sono presenti a Caorle. Ma un altro allarme si registra persino a Venezia, al Tronchetto. Alcuni esponenti della vecchia Mara del Brenta che hanno ripreso in mano la situazione, governando appunto i flussi dei turisti con i lancioni, ma non solo in direzione Venezia, ma anche verso le vetrerie di Murano, quindi con attività economicamente molto più redditizie. Parliamo di un giro d'affari enorme, di decine e decine di milioni e anche di sottrazioni di risorse al Comune di Venezia. Secondo Pellicani, che si è impegnato per l'arrivo dell'antimafia a Venezia, in Veneto non c'è ancora una percezione diffusa della gravità del fenomeno. La tendenza è anzi spesso a minimizzare, se non addirittura ignorare. Noi vogliamo intervenire in 3 modi. Innanzitutto sulla ferma e decisione di interrompere queste attività di tipo mafioso. Quella delle prevenzioni che abbiamo già detto è una cosa in più, anche sull'istruzione, sull'idea di mentalità, cioè quello di insegnare e di portare avanti una mentalità che sia antimafiosa.